Ti aspettavi questo risultato alla Digiten a Treviso? La risposta è sì, perché avevamo capito già lo scorso anno che qui la gente non vedeva l'ora, non aspettava che qualcosa come questo, c'è una grande predisposizione da parte dei trevigiani, dei veneti in particolare, insomma, verso il divertimento. Sarà il Prosecco magari che ha un po' di responsabilità, però meraviglioso e come ho detto prima l'unico modo per ricambiare l'affetto è tornare anche il prossimo anno. Tu correrai? Come ti sei allenato? No, non avevo dubbi assolutamente. Come ti sei allenato per questo appuntamento? Con moderazione, ormai non ho più 20 anni e quindi per me l'importante è correrla, non importa quanto, come. L'importante è essere in mezzo alla gente, anche perché è il modo migliore per capire che cosa si può migliorare, che cosa si deve evitare, insomma. Un saluto a chi non è riuscito a venire ma muore dalla voglia di essere qua oggi. Beh, c'è sempre qualcuno che per 1000 motivi non riesce a partecipare, ma è per questo che la facciamo ogni anno. Se l'avete persa quest'anno, l'anno prossimo siamo ancora qua. Grazie al